Non correte, questo vale quando si fanno gli eventi in terraferma con le auto e quando si fanno gli eventi qui a Venezia. Purtroppo l'appello alla responsabilità va rivolto appunto alle barche. Non correre, insomma 5 minuti in più non cambiano la vita, però invece correre per risparmiare 5 minuti può rovinare la vita. Mentre a Venezia fermano i preparativi per la notte famosissima e per lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio questa sera dalle 23:30, l'appello dell'assessore Simone Venturini per una festa del Redentore vissuta con serenità e sicurezza. Festa del Redentore troppe volte negli ultimi anni funestata da gravi fatti di cronaca. Senza perdere quello che fa sì che il Redentore sia la festa più bella del mondo, se potete consentirmi questa iperbole, perché effettivamente conserva la tradizione, lo stare insieme, le famiglie, le tavolate, i bovoetti, insomma è l'occasione per far festa. Un Redentore che arriva in un momento storico non facile, l'appello all'apertura del ponte votivo del patriarca Francesco per la pace e la liberazione di Alberto Trentini. La grande preoccupazione per la guerra che sta diventando una componente, direi, normale nella vita dei nostri notiziari e questo preoccupa due volte. Poi Alberto Trentini, in modo particolare un ricordo per lui, per la sua mamma, per Armanda, la mamma, chiedendo al Redentore proprio che aiuti su questi temi così difficili, la pace e la liberazione di questo nostro concittadino. Domani sera la messa pontificale presieduta dal patriarca con la benedizione alla città dalla Basilica del Santissimo Redentore della Giudecca che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle ore 19. Per questa occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda al termine della celebrazione eucaristica. Tanti temi, ma anche la quotidianità delle famiglie veneziane, dei bambini, degli anziani, dei malati,